va bene, diciamo. Oggi sono rimasto solo e ho difficoltà ad andare avanti. Produco il latte e un vino, conferisco alla Causi a Manna. Poi faccio anche un po' di carne bovina, diciamo, vitelli, che conferisco ai macelli qui vicini della zona. Diciamo che la mia giornata inizia alle 5 di mattina e finisce alle 8 di sera. Ci fermiamo giusto per pranzare, poi siamo di nuovo qui in azienda per mandare avanti tutto quello che c'è da fare. Adesso tra qualche 15 giorni iniziano a partorire, perciò sarà un lavoro ancora più difficile, perché bisogna seguirli nei momenti del parto e tutto quanto. La ferula, la materia prima, poi tocca fare questi non li ho fatti io ho fatto questi e adesso questi sono quelli che preparo io. Questi sono proprio quelli tradizionali e questi sono tutti preparati, adesso lo finisco con questi. Una coppia in costume tradizionale e anche un bel pupo. Conosciamo l'associazione folcloristica basantese coinvolgendo Francesca e Claudia. Questo costume è più antico, Francesca? Sì, questo risulta il costume più antico utilizzato ad Basanta. Le informazioni che abbiamo risalgono ai Casalis. Circa gli anni 80 si hanno informazioni che le donne usassero appunto un costume con del telo rosso, un velo rosso, e quindi è stato, diciamo, in qualche modo riproposto, ricostruito e, diciamo, utilizzato all'interno dell'associazione folcloristica, insomma, per le nostre manifestazioni. Mentre quello che è a Claudia possiamo notare che è un costume un po' più recente. Lo facciamo dire a Claudia. Intanto diciamo subito che il pupo non è il suo. Così. No. Allora, due cose su questo costume più recente rispetto a quello che indossa Francesca. Questo è fine 800, primi del 900, è un costume giornaliero. Come vedete ho un velo lungo che non veniva utilizzato dalla mattina, ma solamente per uscire o per andare a messa. È un costume abbastanza povero e molti pezzi li ritroviamo ancora in numerose case ad Basanta. Andiamo a disturbare Franco, cuoco per diletto, legato all'associazione ippica Fegattini? Sì, Fegattini di Maialetto. Quindi Maialetti che abbiamo visto sì, girare. Girare arrosto, abbiamo le anteriori e le stiamo cucinando. Cosa ci mette? Un po' d'aceto? Cosa ci va? Allora ci va un po' di cipolla, poi li tagliamo a pezzettini, ci va pomodoro secco e poi ci aggiungiamo, mentre sono rosolati, ci aggiungiamo un po' di vino bianco. Qui accanto abbiamo il sugo. So, Franco, che lei ha detto basta Ismaloreddus oggi per il pranzo di San Daniele. Mangiamo? Abbiamo preparato un sugo a base di carne che si usa per la salsiccia, della carne condita per la salsiccia, e l'abbiamo usata per fare il ragù. Okay. E invece dei malloreddus, siccome in Sardegna, sempre per tradizione, usano questi malloreddus, noi avevamo voluto cambiare, mettiamo le penne oggi, facciamo le penne. Quindi oggi penne con salsiccia? Sì, penne con salsiccia. Perfetto. Con sugo di salsiccia. Ottimo. Grazie Franco. Allora torniamo